quello che costa produrre. Allora eccoci qua rientrati in studio, I nostri ospiti stanno riprendendo posto, quindi probabilmente sentirete un po' di rumore per quanto riguarda i microfoni, che come sempre le pause pubblicitarie si utilizzano anche per uscire un attimo. Marina Buffoni, Fratelli d'Italia, allora abbiamo sentito il degrado, io ho fatto prima una battuta perché di questi giorni è finita su tutti i giornali, questi divieti per l'alcol piuttosto che è così che risolviamo il problema? Guarda, una piccola parentesi, intanto è molto singolare sentire parlare di sicurezza esponenti del centro, di quel centro-sinistra e di quel nuovo centrodestra che stanno al governo e che hanno votato lo svuota carceri e che hanno mandato migliaia di colpevoli di reati contro la persona e contro il patrimonio anche a Padova. Allora, certi candidati sindaci alla Saia che vogliono fare gli sceriffi e poi sono i consulenti di ministri o viceministri del nuovo centrodestra e quindi di quelli che sostengono chi ha votato lo svuota carceri, ecco, questo devo dire che è molto singolare. Per quanto riguarda l'ultima ordinanza del divieto della vendita degli alcolici, beh, anche quella devo dire che insomma è non singolare ma quantomeno vergognosa. Innanzitutto perché vorrebbe dire togliere quelle pari opportunità che hanno quelle attività commerciali che non hanno in questo modo, non possono svolgere il loro lavoro, perché le attività commerciali lì sono per vendere tranquillamente i prodotti che hanno in negozio o che hanno al bar. Allora non si può vietare ad un commerciante che paga le tasse, che paga l'affitto, che assicura che i propri lavoratori vivano anche nella sicurezza, non è possibile questo tipo di ordinanza, che la preoccupazione che ha anche Fratelli d'Italia e tutta la coalizione che sostiene Bitonci sindaco è che con questa ordinanza la gente si sposti fuori dalla città. Allora Ivo Rossi lo deve dire se vuole ammazzare i piccoli produttori, le piccole botteghe del centro in favore della grande distribuzione selvaggia. Lo dica apertamente che vuole ammazzare i piccoli commercianti e così potrà continuare con questi vergognosi provvedimenti che sicuramente non danno un beneficio alla sicurezza di quell'area. Quindi voi siete contrari a questo tipo di misure? Ma sì, perché ce ne sono veramente, non è il modo con cui si può fare sicurezza in quel posto, perché vuol dire soltanto degradare dei commercianti che pagano le tasse, che sono certo, metterli in difficoltà per quale motivo? Solo per una boutade elettorale fatta così e devo dire anche malamente. Maria Teresa Di Riso, per te invece queste ordinanze possono funzionare oppure no? Poi c'era anche un altro tema che volevo introdurre ed è quello del trasporto pubblico. C'è anche questo inserimento di questi steward a bordo dei mezzi pubblici per controllare la regolarità e anche magari i biglietti. Non sarebbe il caso di reintrodurre la figura del controllore a bordo degli autobus, così siamo sicuri che tutti pagano il biglietto? E magari il trasporto pubblico magari ne trae anche vantaggio, cosa dici? Allora, sulle ordinanze, voglio dire, Bitonci a Cittadella è tutta un'ordinanza quel paese, tutta una serie di divieti, no, funziona sì, chi ci vive male, poi mi chiedo tutti questi tutti questi, io non interrompo e vorrei non essere interrotta, tutti questi che improvvisamente arrivano a un mese dalle elezioni a dire che Padova è una città in cui si vive malissimo in questi 5 anni dove sono stati. Mi hanno rubato 3 volte la bicicletta, una mia amica è stata aggredita sotto casa, ci sono le piazze del buco, c'è chi urina e fa tutto il resto alla luce del sole. Mi dispiace che in questi 5 anni lei non ci sia stata ad aiutarci, forse non saremmo arrivati in questa strana situazione, non so lei dov'era, perché invece noi eravamo qui a Padova, bravo, avete bisogno di un aiuto, avete bisogno di un aiuto. Ti daremo un aiuto. Io credo che a casa perché non è stata capace di amministrare. Allora. Guardi, io faccio l'insegnante, non faccio l'amministratrice, primo. In secondo luogo non interrompo nessuno e credo che la vostra maleducazione, visto che date lezioni di civiltà a destra e a manca, potreste anche esercitarla qui.
Terzo, le ricordo, lei ha citato l'inceneritore, l'inceneritore di non ho citato nessun competenza è di inceneritore, quindi competenza, ascolti bene, lei e il suo ascolti collega, bene, è di ascolti bene, competenza, ascolti bene. non è possibile proprio, si Prego. calmi, non so, un calmi calmante, lei. qualcosa che così, allora, è di competenza regionale, che si candida a amministrare, almeno a distinguere le competenze comunali da quelle regionali, può essere di ausilio ai cittadini. Tornando all'argomento, sicuramente il trasporto pubblico è un punto fondamentale per l'inquinamento, in particolare il PM10, che veniva prima citato il dato della Padova tra le città più inquinate d'Europa, è assolutamente vero. I dati variano e se guardiamo i dati 2011, 2012, 13, 14, sempre, solo nel 2010 Padova non era tra i primi 10 posti, in ogni caso sono sempre le città della pianura padana e questo è piuttosto evidente, è la conformazione che rende questa situazione molto grave. E quindi sicuramente molto è stato fatto e se ho 2 secondi dico cosa è stato fatto e molto altro c'è da fare. È chiaro che non è una cosa che può essere, di cui può essere accusato un sindaco o può risolvere un sindaco, ma serve una sinergia tra tutte le regioni del nord. Mi piacerebbe che magari sinteticamente si dicesse che cosa si può fare. Esatto, allora quello che è già stato fatto, e rispondo al fatto che a Padova non sono state fatte opere pubbliche, sono state fatte come? Se per opere pubbliche intendiamo nuovi condomini, nuovi centri commerciali, per fortuna no. Opere pubbliche, è stato fatto il Parco Europa, è stato fatto un nuovo asilo, è stato fatto una nuova palestra e sono stati messi i pannelli solari su tutte le scuole di Padova, a proposito di scuole, e quindi questo ha reso Padova primo comune in Italia per fotovoltaico. Cosa c'è ancora da fare? Sicuramente appunto incentivare il trasporto pubblico con una seconda linea del tram, con un biglietto integrato, con dei percorsi e dei collegamenti che ad esempio a proposito di università colleghino i centri in cui si riversa il maggior traffico, il centro per chi lavora il centro, l'ospedale, il polo universitario, sono le 3 direttrici maggiori, quindi sicuramente delle tariffe che incentivano le fasce più deboli che magari e anche come orari ovviamente, che magari rinunciano al mezzo pubblico e sono costretti a utilizzare il mezzo privato che aumenta di molto l'inquinamento. Altro si può fare continuando e anche questo crea lavoro, lavoro verde, e le cose che noi diciamo a Padova le abbiamo già presentate in Parlamento e le abbiamo discusse anche a livello regionale. Noi abbiamo presentato un piano verde per il lavoro per cui tutti questi interventi, anche la salvaguardia per il dissesto idrogeologico, sono investimenti e non spese, perché costa molto di più intervenire a tragedia avvenuta e, come dire, i conti di Zaia ce lo dimostrano, che non prevenire, creando così lavoro a un settore che è sicuramente in crisi. Certo, grazie Maria Teresa. Marco Spinato, Padova 2020, la seconda linea del tram è da fare e poi, vabbè, non ho fatto rispondere Maria Teresa Di Riso, anche il questo signore discorso, era troppo irruente e mi ha interrotto. Questo, io ho detto, perché non reintrodurre i controllori a bordo dei mezzi pubblici? Io i controllori li vedo. Cioè, nel senso, io faccio l'avvocato, lo studio in via Matteotti e proprio lì si fermano sempre i controllori. Sì, ma che salgono ogni tanto no, io dico presente, il posto di raduno dei controllori di Padova. Io dico presente a bordo come era una volta. No, ci sono. Vabbè, No, se uno non ha il biglietto la domenica come fa a salire? Non ci sono. Lei dice per andare e fare il biglietto direttamente a bordo. Ad esempio, non ho il biglietto, non posso prendere, sono in ritardo, l'SMS. Può farlo con l'SMS. Si può farlo con l'SMS, insomma, anche le cose che sono... La vedutura che paghi con l'SMS. Vabbè, che tra l'altro arriva quando sei già arrivato alla fermata di destinazione, che l'ho provato. Va bene. Forse c'è qualcosa che non... Se mi fa continuare... Prego. E per quanto concerne, quindi, è ovvio che il trasporto pubblico, dopo che abbiamo vissuto il problema della per fortuna mancata fusione APS Bus Italia, per noi di Padova 2020 il trasporto pubblico è un bene comune, così come è un bene comune l'acqua, e sono dei beni che vanno gestiti dall'amministrazione. È possibile fare in base a normative europee un'amministrazione in house sia del trasporto pubblico e sia dell'acqua. Gli errori che sono stati fatti dall'amministrazione passata nel vendere la gestione dell'acqua ad ERA sono fondamentali, e poi smentiti ovviamente dai noti referendum, e sappiamo dopo che fine hanno fatto. Allora, il problema qui è di fare un ragionamento più ampio,
perché se noi veniamo qui stasera e parliamo semplicemente di sicurezza per cercare di raccogliere qualche voto, lo dico chiaramente, parlando alla pancia della gente, magari qualche voto qualcuno qui dentro lo raccoglierà e da questo punto... No, è una questione di capire che cosa si fa quando il giorno dopo le elezioni, una volta che si è vinto. Sì. Quali sono le prime cose che però si fanno? Certo che se ho il tetto che perde acqua, la prima cosa è sistemare il tetto, no? Perfetto, io credo che ci debba far riflettere il fatto che siamo qui da mezz'ora, 40 minuti e abbiamo parlato al 90% di sicurezza e solo di un determinato tipo di sicurezza, ripeto questa cosa. Cioè noi veniamo fuori, scusi io non l'ho interrotto, vorrei avere lo stesso trattamento, veniamo fuori da un modello che è un modello che ha puntato economicamente, politicamente, unicamente a fare utili e a fare lucro. Questo modello qui ha disgregato le comunità territoriali. Allora, se noi non ripartiamo da questa cosa qui, se non ripartiamo dalla necessità di creare comunità tramite quella che è la bandiera di Padova 2020, e cioè la partecipazione, non andiamo da nessuna parte. Perché abbiamo sentito parlare di sicurezza personale, che per carità ci sono problemi di sicurezza personale e noi nel nostro programma abbiamo anche delle proposte su questo, però abbiamo sentito parlare anche di sicurezza idrogeologica, abbiamo sentito parlare di sicurezza sociale, ne ho parlato io, abbiamo sentito parlare dei 5 Stelle di sicurezza stradale, eccetera. Cioè viviamo, l'insicurezza di cui parliamo è un'insicurezza diffusa che deriva da un modello di sviluppo che ha fallito in maniera totale. Allora, se vogliamo affrontare le questioni e proporre dei problemi realistici, dobbiamo farlo in modo complesso e non possiamo pensare di venire a proporre delle soluzioni semplici, come per esempio in tema di sicurezza personale, poi tramutata in tema di immigrazione, quindi con un'impostazione chiaramente razzista, perché sono... Perché? Sì, razzista, ho detto razzista. Ecco. A chi sta facendo riferimento con razzista, mi scusi? Non so perché ha risposto lei. Mi dica allora a chi sta mi faccia facendo finire, io non l'ho razzista, interrotta. Se lei si è sentito chiamato in causa non so cosa io voglio dire. difendere tutti quanti perché lei non può utilizzare l'espressione razzista. Oh mamma mia, Nessuno l'ha va bene, utilizzata. ecco. Adesso se mi lascia finire, eccetera. Perché pensare di poter proporre all'interno di una campagna elettorale per il comune, stiamo parlando del comune, delle soluzioni che hanno a che fare con il diritto penale italiano, stiamo raccontando delle frottole perché non sono di competenza comunale. Allora, ripeto, si potrà portare a casa qualche voto in questo modo, però non si risolvono i problemi. I problemi si risolvono prendendo ad esempio atto che esistono sicuramente delle zone di degrado della città che noi chiamiamo non luoghi e questi luoghi vanno fatti rivivere. Però il punto è cercare di capire che se non si costruisce di nuovo una comunità a partire dalla partecipazione, cioè a partire la parola prima deve essere data ai cittadini e non ai vari gruppi di potere dei partiti tradizionali, se non partiamo da questo proponiamo soluzioni irrealistiche e demagogiche. Certo, quindi facciamo solo propaganda. Gianmarco Cortivo, lista Degani per Padova. Allora, mi ricollego dalle ordinanze a... Allora, mi ricollego al discorso dal tema della sfiducia nelle istituzioni. La sfiducia nelle istituzioni si ha quando un'amministrazione o sperpera o governa male o ancora peggio racconta frottole. Tutto ciò che è avvenuto fino ad oggi con l'amministrazione uscente. Il sindaco reggente... il malessere degli elettori è a livello generale comunque, non solo a livello locale. Questo ovviamente deriva da da politica nazionale e questo sicuramente, però nel locale, siccome il cittadino guarda ovviamente molto all'aspetto della città, di come viene gestita la città, è ovvio che le risorse, se vengono gestite male oppure ancora peggio vengono raccontate frottole ai cittadini come ha fatto finora Ivo Rossi, è ovvio che la sfiducia sale ancora maggiormente nella pancia dei cittadini. Le faccio due esempi, uno è quello del famoso affiancamento dei poliziotti rumeni e poliziotti italiani o le forze dell'ordine italiane. Io ricordo che nel 2005 la Polizia di Stato ha siglato un protocollo con la polizia rumena a proposito di questo, quindi parliamo del 2005. Una seconda cosa, sentivo prima parlare dei coworking,
Il sindaco reggente si è svegliato pochi mesi fa in merito a questo, sembrava questo progetto nato da poco. In realtà ricordo che la provincia di Padova nel settembre del 2012 ha creato un preincubatore negli spazi, diciamo così, dismessi o comunque che non riusciva ad alienare, che sono quelli in Corso Stati Uniti. Ha creato un preincubatore d'impresa nel quale ci sono più di 50 giovani che si sono gratuitamente, con un bando, si sono messi a lavorare, ricevono dei servizi come la connessione wireless, piuttosto che un'assistenza da parte di esperti, commercialisti o altro, che si mettono gratuitamente a disposizione. Questi ragazzi, tutti possono andarlo a vedere sui siti internet, hanno chi ha vinto dei premi nazionali, chi ha ottenuto dei bandi dal punto di vista imprenditoriale per creare un'impresa. Cioè, sono nate delle imprese serie importanti e questo è avvenuto nel settembre 2012. Ivo Rossi si è sempre messo la benda sugli occhi e non ha mai affiancato. Adesso si è svegliato 3 mesi fa dicendo che lui si è inventato questa cosa. Questo per far capire che se un amministratore ha davvero la volontà di amministrare bene, non solo con slogan e con raccontando frotte ai cittadini, si può fare. L'importante è saperlo fare e questo non è avvenuto. Certo. Cambiando discorso, la seconda linea del tram la faresti? Una follia. Bocciata. Ma non per ma non in sé per il fatto che cioè è proprio perché per come è stato impostato, cioè a proposito di percorsi di partecipazione che non ci sono, cioè a Padova non sono mai avvenuti in questa amministrazione e tuttora sotto gli occhi di tutti che continuano a non avvenire. Quindi questo è un punto fondamentale, cioè la partecipazione. Ipotizzi una seconda linea del tram, abbiamo visto come è andata a finire alla Guizza. Io ho proprio avuto esperienza diretta con i commercianti della Guizza perché ho degli amici lì che hanno 2 negozi, cioè hanno distrutto un tessuto commerciale che fino a prima della costruzione poteva essere insomma ancora vivo, quindi questo è importante, cioè la partecipazione. Sabrina Meneghello, l'importanza del mezzo pubblico. Il mezzo pubblico è importante, mi viene da sorridere perché io ho vissuto a Padova da pendolare, perché essendo di Piazzola sono venuta a Padova alle superiori per poi andare all'Università di Venezia, per cui ho vissuto proprio il trasporto pubblico, una vita a livello regionale col pendolarismo. Non ho avuto la fortuna di vivere Venezia, per cui ho fatto questi trasferimenti. Ho sentito qui temi veramente vecchi di 30 anni, cioè ancora quando io venivo a Padova si parlava di parcheggi esterni, bus navetta che dovevano lasciare il traffico fuori di Padova in maniera tale che chi entrava a Padova non doveva assolutamente portare con sé l'inquinamento, quindi lasciare fuori i mezzi privati per utilizzare i mezzi pubblici. Per cui effettivamente abbiamo come titolo Gioventù Politica, ma mi sembra una vecchia politica questa, ecco, e questo mi dispiace. Ho sentito invece temi molto interessanti e sono contenta che i colleghi di altre coalizioni li abbiano presi, perché devo dire che il Movimento 5 Stelle è il primo ed unico che ha iniziato a parlare di partecipazione attiva, democrazia diretta e quelli che sono i temi dell'interazione fra cittadino e amministrazione. E quindi se inizialmente ci prendevano per immaturi politicamente o comunque, sto parlando... Sì, no. È sicuramente prima delle elezioni, quando il Movimento 5 Stelle ha avuto questo risultato, ci ridevano dietro perché non sembrava che il cittadino potesse interessarsi direttamente della politica, mostrando con competenza di poter risolvere questioni delegate a politici che lo facevano per mestiere e hanno completamente fallito, perché di questo stiamo parlando. Competenza è tutta da mostrare. Lei pensi alla sua, io penso alla mia, ognuno per il proprio settore, ok? Vorrei comunque ritornare sulla questione dell'integrazione, perché abbiamo sentito parlare di integrazione, immigrazione, tanti temi interessantissimi, però abbiamo il problema dell'integrazione lavorativa dei giovani e dei vecchi che non possono più andare in pensione perché sono imbrigliati nel circuito della legge Fornero, che addirittura ha creato degli esodati, che ci sono dei pensionati non pensionabili che sono praticamente a piede libero e che potrebbero essere utili alla comunità. L'amministrazione comunale può fare qualcosa? Noi riteniamo, noi abbiamo un duplice aspetto che ci interessa proporre.
Intanto per i giovani, soprattutto per i neolaureati, che abbiano la possibilità di crearsi curriculum. Ci sono giovani che lavorano precariamente e non riescono a inserirsi nel flusso del lavoro, creando non solo, cioè venendo sottopagati, perché vengono pagati normalmente al di sotto, nettamente al di sopra di quelli che dovrebbero essere gli stipendi medi europei, giovani laureati con competenza, perché io credo che la vivacità culturale di un ragazzo neolaureato non sia la stessa di un professionista che dopo diversi anni esercita la propria attività e comunque ha perso quell'entusiasmo del mettersi in gioco nel lavoro, per cui un nostro progetto è quello di creare attraverso lo strumento delle start-up o comunque dare la possibilità ai giovani di farli lavorare per progetti da portare in Europa. Io credo Piazzolla sul Brenta come Padova ne ha. Abbiamo dei territori che possono vantare dei beni culturali che nessun altro paese al mondo ha. Per cui creare quella rete di progetti finanziabili dall'Europa, portarli a casa questi soldi, perché io ho sentito prima dire che l'Italia è il terzo paese maggiormente inquinato, comunque ha degli indici di inquinamento più, scusi, Padova. E quindi questo va bene, ma dobbiamo anche dire che l'Italia è il terzo Stato dell'Unione Europea che porta più capitali in Europa, perché ogni Stato italiano, ogni Stato europeo contribuisce a quel malloppo di cui si era parlato prima. E ne riportiamo a casa veramente pochi. Bisogna essere bravi a portarli a casa attraverso progetti validi che diano la possibilità ai giovani di crearsi curriculum e quindi poter un domani anche vantare l'esperienza che è stata esercitata e puntare sull'anziano come figura e memoria storica di attività che molto spesso sono state perse perché l'artigianato è stato distrutto dall'attuale politica sia a livello nazionale che locale, e integrarli proprio in progetti tipo, avevo sentito poco tempo fa proprio da economisti che sono esperti in materia, adotta un ventenne, poteva essere un tema che un anziano poteva trasmettere il suo bagaglio culturale e dare la possibilità a un giovane che magari più che alla carriera universitaria o professionistica punta all'artigianato semplice, di poter imparare un mestiere e crearsi un'attività. Grazie, ci fermiamo, dobbiamo andare in pubblicità tra poco, qui torniamo negli studi Gioventù Politica.